Numero 83. La terra cantino Sia lodato Gesù Cristo. Imenu oceta, insina, in svete gaduha. La grazia, la pace, l'amore di Dio Padre e la comunione del Santo sia con tutti. Il Signore è mia parte ed eredità il mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta su luoghi dell'Italia. La ricorda del Sant'Egidio. Attraverso la sua intercessione affidiamo tutte le nostre intenzioni al Signore. Oggi che ci indica chiaramente la via da percorrere per mettersi veramente alla sua sequela. La via della croce non ha esitato a percorrere, è una via scomoda. Ci promette una vita in pienezza. Disponiamo e chiediamo perdono al Padre per tutte le nostre mancanze, affidandoci alla sua misericordia nel mistero della sua passione e risurrezione. Confesso a Dio onnipotente, fratelli e sorelle, che ho molto peccato, parole, opere e omissioni. Mia grandissima colpa, e supplico la Beata e i santi e voi fratelli, per me il Signore nostro, che ha peccato e ci conduce alla vita eterna.
Gloria al Figlio. Preghiamo. O Dio, che hai posto in Sant'Egidio un grande segno di luce, un provvido sostegno alla nostra debolezza, con l'intercessione del suo esempio, velo per salire fiduciosamente fino a te. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio,
e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Profeta Geremia, mi hai e io mi sono lasciato sedurre, mi hai fatto violenza e hai prevalso. Sono diventato oggetto di derisione ogni giorno, ognuno si beffa di me. Quando parlo devo gridare, devo urlare, violenza, il Signore è diventata per me causa di vergogna e di scherno tutto il giorno. Mi dicevo, non penserò più a Lui, non parlerò più nel suo nome. Ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente, trattenuto nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo insieme: a sete di te, Signore, l'anima mia. Oh Dio, sei il mio Dio, ti cerco. A sete di te l'anima mia, desidera te la mia carne in terra arida, assetata, senza acqua. Così ti ho contemplato, guardando la tua potenza e la tua gloria, poiché il tuo amore vale più della vita, le mie labbra canteranno la tua lode. Così ti benedirò per tutta la vita, nel tuo nome alzerò le mie mani. Come saziato dei cibi migliori, con labbra gioiose ti loderà la mia bocca. Quando penso a te che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. A te si stringe l'anima mia, la tua destra mi sostiene. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, vi esorto per la misericordia di Dio a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. E questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi al mondo, ma lasciatevi trasformare, rinnovando il vostro modo di pensare a Dio. Ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Parola di Dio. Alleluia, alleluia, Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo illumini gli occhi del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati
Il Signore sia dal Vangelo secondo Matteo. Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme a soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, di venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: Dio non voglia, Signore, non ti accadrà mai. Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: Va dietro me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: Se qualcuno vuole venire dietro me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vuol salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Quale vantaggio infatti avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa potrà dare un uomo in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Se qualcuno vuole venire dietro me, seguirmi, rinneghi se stesso, prenda la sua croce. Lo sentivamo nelle parole del Vangelo. Penso che più di qualche cristiano, se potesse estrapolare qualche espressione come questa e cancellarla dai testi del canone della Bibbia, lo farebbe volentieri, perché è qualcosa di impegnativo quello che ci chiede Gesù. Ricordiamo cosa diceva domenica scorsa al Vangelo, quando chiede Gesù per lui la gente che io sia. Siccome domenica non ero qua, allora posso riallacciarmi a quello che ho pensato e riflettuto domenica scorsa. Se dovessimo fare un'indagine qui e chiedere chi è quel Gesù, scommetto che anche un musulmano che trovassimo nero ci direbbe: io so chi era Gesù, era un grande profeta. Io adesso tra tanti cristiani sappiamo che Gesù era un profeta ed era anche qualcos'altro. Ecco, ci darebbero da insegnare a queste persone che magari pur non credendo in quel Dio di Gesù Cristo, però dicono: sentiamo che è un grande profeta, è uno che ha lasciato una traccia. Guardate che anche certi atei, non parliamo di certa gente che magari tante volte si appella alla fede, al cristianesimo, per dire: sì, dobbiamo imparare da Gesù Cristo perché ci ha insegnato il valore della concordia, della pace, della fratellanza. Ecco, lui sì. Vedetemi che anche gli induisti, i buddisti lo prendono ad esempio. È come a dire: per noi è solo un profeta, non basta. Poi diceva: e adesso chiedo a te. È come quando a scuola l'insegnante fa l'interrogazione, prima va sul generico, comprende tutti, poi dice: adesso chiedo a te, chi sei? E uno si trova spiazzato e dice: no, oggi non sono preparato. Chi sono io per te? Tu sei il figlio di Dio, il figlio del Dio vivente, dice Gesù, dice Pietro. Oggi l'ho sentito quando gli dice: guarda Pietro, che se mi hai detto che vuoi seguirmi come figlio del Dio della vita, devi incamminarti anche tu dietro di me. Devi seguirmi sulla via stretta del Vangelo, che non è una via larga, comoda. Tutte le cose impegnative non sono mai comode.
anche andare sulle, come si chiamano, le cose russe, è impegnativo perché ci vuole coraggio, dose di sopportazione, di pazienza. Siamo stati in pellegrinaggio, siamo andati in funivia. Che bello andare in funivia, no? Però c'è qualcuno che intanto, se guarda lo strapiombo, è successo, gli fa impressione. E con le macchine è comodo, ma se non sappiamo usare la testa, possiamo anche essere un pericolo e metterci in pericolo. Ecco, e Gesù gli dice: seguirmi è impegnativo, devi incamminarti anche tu dietro la mia. No, dice, allora non mi va più bene. Ecco, a Gesù vince, arriva in fondo all'ultimo traguardo con la vittoria finale, il trionfo, passa anche attraverso certe esperienze di sconfitta. Ecco, ogni impegno ci chiede di sapere un po' perdere noi stessi, la nostra vita. Quante volte il nostro orgoglio ci bisbiglia: non pensare a Dio, se lo diceva anche Geremia, non rendergli lode, non preoccuparti tanto di queste cose, avrai meno pensieri, meno rogne. Quante volte lo diciamo anche noi: non intromettiamoci, così non abbiamo meno fastidi. Ma mettersi in gioco, vivere la vita, significa anche intromettersi, sporcarsi le mani. Ecco, se uno fa un programma, stamattina, se fa un programma, si dice in termini politici, si fa il programma elettorale, no? Un sacerdote si fa il suo programma. Uno sportivo si pone degli obiettivi: devo arrivare allo scudetto, devo arrivare a metà classifica, devo arrivare alla salvezza. Ecco, se gli dicessero ma per far questo metti in conto anche qualche sconfitta, no, vorrei che tutto arrivasse, ecco, senza problemi, senza intoppi. Non credo che un politico faccia un programma per dire: vado a metterci la faccia, ogni tanto a sentirmi anche le critiche, ogni tanto darmi le mani. Nessuno farebbe questi progetti, sarebbe già un fallito, un perdente in partenza, sarebbe poco credibile anche il suo progetto. Eppure sa che chi si mette in gioco, che chi si gioca fino in fondo, ecco, deve mettere in conto anche questo. Ecco. Quindi la prospettiva di Gesù non è una prospettiva umana, non ti assicura un successo secondo le premesse degli uomini, che tante volte comunque anche queste non arrivano sempre a buon fine. Ci chiede di mettersi a seguirlo. È interessante come l'espressione di Gesù a Pietro non dice: vai via, lontano da me, no, come abbiamo sempre sentito, gli dice, non lo caccia, gli dice: mettiti dietro e impara da me. Non gli ha detto: vai avanti da solo, io ti seguo, ti controllo, mettiti dietro. Ma a Pietro fa fatica a entrare anche questa concezione di mettersi alla sequela di quel Gesù, perché chi dà la vita, chi la perde, e la troverà. Prima che promesse, ad ogni vocazione rispondiamo in santo del peccato, la risurrezione della vita. Nello Spirito, Chiesa, la comunione
della vita eterna. Questa è decisa in entrare in Cristo Gesù nostro Signore. Processione, confortati dalla sua testimonianza, quella resa alla Chiesa, lui che è insignito per santità, apriamo il cuore alla fiducia filiale verso Gesù, datore di ogni dono. Preghiamo insieme e diciamo ad ogni vocazione: donaci la tua sapienza, Signore. Donaci la tua sapienza, Signore. Per la testimoni annunci sempre che solo in Gesù si può trovare la gioia vera di una vita salvata dall'amore. Preghiamo. Donaci la tua sapienza, Signore. Per i potenti della terra, nelle scelgano di stare a fianco di Dio, che guarda i piccoli e gli ultimi. Preghiamo. La tua sapienza, Signore. Scuola sia luogo di formazione umana e di crescita spirituale, morale e culturale per alunni e docenti. Preghiamo. Donaci la tua sapienza, Signore. Per la nostra comunità, perché sotto l'intercessione di Sant'Egidio perseveri nell'unità, nella collaborazione per tutte le sue necessità. Preghiamo. Donaci la tua sapienza, Signore. Prima di continuare la nostra osservazione con l'offertorio, vogliamo impartire una benedizione particolare su alcuni segni. Due sono dei oggetti liturgici che si chiamano, sono questi due drappi, quello rosso e quello verde, che di solito addobbano e rivestono l'ambone. Ecco, una persona ha voluto donarli alla nostra comunità. È una illuminazione nuova nella nostra chiesa, LED, visto che dobbiamo essere alla pari coi tempi che ci invitano al risparmio e vogliamo risparmiare anche noi. Ecco, impartiamo la benedizione su queste cose che anche la sua provvidenza ci dona, e perché ce ne serviamo per il nostro bene. O Padre, tu sei benedetto, Dio di misericordia, che in tuo Figlio, alleanza, accogli con bontà la nostra lode, la nostra riunione, questi drappi che di Dio, da dove viene proclamata luce, perché a richiamare a Lui che è luce e vita nel nostro. Grazie. Signore.
Accogli, Signore, l'offerta che portiamo al tuo altare nel devoto ricordo del nostro patrono e abate Egidio e concedi al tuo popolo, a questa comunità cristiana, i doni dell'unità e della pace. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore Dio. Cosa buona e giusta. Sì, è veramente cosa buona e giusta lodarti e ringraziarti, Signore Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nella festosa assemblea dei santi risplende la tua gloria. Il loro trionfo celebra i doni della tua misericordia. Nella sua vita Sant'Egidio ci offre un segno e un esempio, nell'intercessione un aiuto, nella comunione di grazia un vincolo di amore fraterno. Confortati dalla sua testimonianza, affrontiamo il buon combattimento della fede per condividere al di là della morte la stessa corona di gloria. Per questo mistero, uniti agli angeli e ai santi e a tutte le schiere degli arcangeli, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio. Il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra il tuo nome il sacrificio. Ora ti preghiamo, Padre, manda il tuo Spirito su questi doni, santificali e consacrali con il tuo Spirito, perché te li presentiamo, diventino il corpo e il Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla sua passione, prese il pane, prese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice del vino, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli dicendo: prendete e bevetene tutti, questo calice è il sangue ed eterna alleanza, versato per voi e per molti in remissione del peccato. Farete questo in memoria di me.
Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo questo pane di vita e questo calice di salvezza e ti rendiamo grazie perché ci rendi degni di stare alla tua presenza per compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, riunita oggi qui, nel giorno in cui il Cristo vince la morte e ci rende partecipi della sua vita immortale. Rendila capace di amare, unita al nostro Papa Francesco, ai vescovi, al vescovo Andrea Bruno, ai sacerdoti, alle comunità religiose e a tutto il popolo cristiano. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di tutti i nostri cari, dei nostri familiari, parenti e benefattori che qui o altrove riposano. Nella tua misericordia accoglili e ammettili alla luce del tuo volto. Pietà e donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, che ci prepariamo a onorare nella festa della sua natività, San Giuseppe suo sposo, Sant'Egidio, abate nostro patrono, e tutti i santi apostoli e martiri che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per ipsum et un ipso et in ipso, esti Deo Padre onnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Con il nostro desiderio di voler seguire il Signore, affidandoci non tanto alle nostre forze, come dirà più volte Gesù a Pietro, ma affidandoci alla garanzia, l'unica garanzia, l'unico investimento certo, che non è sottoposto a nessun rischio nella vita, ci affidiamo alla preghiera come Gesù ci insegna. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Liberaci, Signore, da ogni male, concedi pace al nostro tempo e tu che hai promesso ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare al nostro peccato, guarda invece la fede della tua Chiesa, ad essa e all'umanità intera, unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Nello Spirito di Cristo scambiamoci un gesto di comunione fraterna e di pace.
pace. Ma disse soltanto parola.